Quindi lei vive proprio nella casa Questa accanto. qua gialla, loro stanno su quella in mezzo. Avrebbe vissuto qui Sofin Bobgara, il 29enne marocchino morto nella sparatoria di Farà Vicentino. Sarebbe stato ospite, almeno per un periodo, di una famiglia italiana di origine marocchina, residente da molti anni a Villa Raspa di Colceresa, in via Giovanni XXIII. Una finestra spalancata e dentro solo buio. Una casa, come racconta il vicino, frequentata spesso da diverse persone. Di solito ce n'erano due e il ragazzo. Ogni tanto veniva qualcuno, però non so se stava dentro o se poi se ne andava via, perché andavano via a lavorare tutte le mattine alle 7, li sentivo con la macchinetta e tornavano alle 5 di sera. Nessuna segnalazione di residenza e nessun domicilio nel comune di Colceresa. Sofin, secondo le ipotesi, sarebbe stato un cosiddetto cittadino fantasma. Fosse ospite saltuario di una famiglia nel nostro comune, però insomma so che stanno facendo le loro verifiche le forze dell'ordine. Comunque in ogni caso, anche se fosse stato ospitato da questa famiglia, è una persona che a noi non ci sono mai state segnalazioni particolari di situazioni e soprattutto la famiglia in questione è una famiglia normalissima che anzi non ha mai arrecato problemi, almeno a conoscenza nostra, né al vicinato né nel resto della cittadinanza, insomma.